Ciao ragazzi, allora siamo in mezzo al traffico, fra poco arriviamo in palestra. Oggi faremo un allenamento abbastanza semplice, abbastanza basilare, non troppo impegnativo perché in estate è meglio non spingere troppo, visto che è più caldo, si fa più fatica, si consumano più liquidi, quindi insomma è molto meglio allenarsi in un modo non troppo forzato. Tu cosa dici? Tu ti alleni dopo? Certo. A me non mi sembra in tenuta d'allenamento, però le crediamo. Anzitutto il mio consiglio in estate, tipo io adesso non mi sto allenando da almeno 2 settimane, ho fatto surf perché come sapete io faccio surf e bodybuilding come sport. Il surf brucia, quindi ho dovuto integrare mangiando moltissime calorie, più del solito quel giorno. Io adesso che è estate, visto che sono appunto ectomesomorfo, però tendenzialmente ectomorfo, tendo a mangiare molto per mantenere il peso, senza guardare troppo a quello che mangio, cioè non è che mangio male, però tento di tenere un apporto calorico alto a discapito magari di quello che dovrebbe essere, invece in un periodo più tecnico, magari di definizione, il giusto connubio di carboidrati, proteine, eccetera, e questo quindi è un punto. Perché ridi tu? Lei si diverte, cosa vuoi dire tu? Tanto qualcosa dopo pubblichiamo, ti ricordi? Qualcosa metto sempre, qualcosa si taglia, qualcosa si pubblica, no? Dici. Ciao! Il discorso mio è di fare quindi una full body, diciamo, allenare tutte le parti del corpo, eventualmente dividere in 2 giornate, ma l'ideale è farle tutte in una volta, farla leggermente ipertrofica, quindi comunque spingiamo un pochino, non dico insomma di fare carichi leggeri, anche perché lavorare in modo aerobico con tutto sto caldo è ancora peggio. Quindi spingiamo, magari teniamoci su 8-10 ripetizioni, penso sia l'ideale, con un carico non massimo, quindi non il massimo che riusciamo a fare con 8 ripetizioni, ma quasi. Sforzo, ipertrofia senza esagerare, questo è il mio consiglio, soprattutto per chi come me in estate, tra caldo, lavoro, perché faccio la stagione estiva, una cosa o un'altra, non riesce ad allenarsi tantissimo. Molto meglio fare una scheda dove non si va a sforzare i muscoli, perché poi siamo stanchi e non facciamo un cavolo, li stressiamo e basta. Meglio fare un discorso che è un po' forza, un po' ipertrofia, quindi un po' forza, un po' massa, in modo anche da non perdere i volumi in estate. Vediamo, aspettate che non mi ricordo la strada, dove devo andare? Devo andare da un mio amico a prendere una cosa. Tra l'altro lui è un ex bodybuilder, sto mio amico, ma in questo momento sono più grosso di lui, quindi sono contento che arrivo lì e gli dico: sono più grosso di te. Sono più grosso di te, amico mio. Se mi vedono da fuori pensano che sono matto. In alto e dall'alto, in alto e dall'alto. Quindi facciamo passare sulle strisce perché noi siamo sempre educati. Questo non lo diciamo. Per chi ha altri obiettivi, guardate che c'è l'autovelox maledetto, per chi ha altri obiettivi rispetto a me, io chiaramente miro sempre all'aumento di massa e quindi io parlo per me, parlo per chi è ectomorfo / mesomorfo, ma per chi ha altri obiettivi, per chi è per esempio endomorfo e vuole dimagrire, estate il top, in estate, bruciando liquidi, consumando liquidi velocemente, è anche molto più facile dimagrire, quindi chi vuole dimagrire in estate è a strada spianata. Ripeto, le mie le mie future schede, consigli di alimentazione e così via sono rapportati a quello che è un discorso di ipertrofia, cioè io in estate voglio mantenere 180 metri, gira a sinistra in Viale Emilio Prato. Scusate che ascolto il navigatore, fra l'altro la bellissima voce di Patrizia Samuraghi, una doppiatrice che è anche mia amica. Prendi la prossima sinistra. Ok, comunque tornando a noi, quindi dicevo, è importante capire che i miei obiettivi sono mantenere / aumentare, ed è questo che io vado a spiegare nei miei video. Per obiettivi diversi farò dei tutorial, ma non è quello a cui aspiro io. Ecco, sono da un amico che è davvero in forma. Oh, salutiamo Sonny, si sta mettendo in forma. Eccoci ragazzi, eccoci giunti alla palestra, allenamento estivo.
Allora abbiamo una star del bodybuilding con noi, olandese, Dario, lo vedete che si sta allenando. È veramente più grosso di me, cioè io faccio brutta figura rispetto a lui. Dario, how are you? Good, you? Good, Yeah. great. What is your surname? Because it's hard for me to say. Dario van der Woude. Van der Waal. Yeah. This is a bodybuilder champion from Holland. Yeah. Hoe gaat het? Goed. Allora ragazzi, vediamo come fare oggi l'allenamento full body. Iniziamo con il riscaldamento alla sbarra. Allora, come primo esercizio andiamo a fare i bicipiti, facciamo curl alternati con rotazione. Allora ricordiamo l'esecuzione, rotazione del braccio, alternato, quindi si parte giù, si ruota, non muovete il gomito, tenetelo vicino al corpo. Ci viene a trovare, non ho capito, vi allenate voi o venite solo a vedere? Non ho mica capito. Tutte le scuse sono buone, Dobbiamo fare per ingrossarci? Da mangiare, hamburger, pizza, patatine fritte. Sì, anch'io mangio mare in estate perché devo solo mantenere il peso. Dici un po'? Facciamo circa 1 minuto e mezzo, 2 di recupero fra una serie e l'altra, 4 serie da 8 ripetizioni. Non esagerate col peso, mi raccomando, in estate ci si allena più leggeri. Guardate Dario. So Dario, what can you say about summer training session? Full body. Full body. Yeah. One day full body rest, one day full body rest, one day full body. All right. Yeah. And what about the weight? Less than usually. Body weight. Body weight. Yeah. All right. Body weight. All body weight. And reps to failure. 8, 10, you think is Yeah, good? 8, 12, 8, 15 maybe. All right. All right. Yeah. For dry. Ok. No problem. Thank you Dario. Come secondo esercizio facciamo la panca, facciamo sempre 4 serie da 8 ripetizioni con un peso non troppo elevato. Possono essere anche 10, 12 a seconda di come ci si sente. Questo è abbastanza leggero, dopo lo aumentiamo, però intanto vedete l'esecuzione. Normalmente io la faccio alla multi-power perché si è più dritti e si può sollevare di più senza rischiare di essere asimmetrici. Dai, carichiamo di più. Sempre meglio usare, soprattutto quando non si ha la multipower, le mollette perché non escono i pesi. Ciao! Ciao! Venite nella disco stasera? Magari. Ci vediamo lì. Sempre dare appuntamento alle ragazze carine. Che tipo? Dai, andiamo a mangiare, tipo, non hai No, la fame? devo allenare io, che mangiare. Ma non hai fame? No. Dario is a very big man. Fate un po' di asta lì come ho fatto io prima, di trazioni. Quando facciamo la panca io direi, visto che comunque è un gruppo muscolare più grosso, il petto, di fare anche un pochino di pausa, anche maggiore, anche 2 minuti, 2 minuti e mezzo. Io in inverno quando faccio ripetizioni molto pesanti arrivo anche a fare 3 minuti, 3 minuti e mezzo, 4. In questo caso direi 2 minuti, 2 minuti e mezzo. Per strecciare il pettorale ricordiamo come si fa, ci si attacca, mano così, gira, poi si fa dall'altra parte. Questo per il pettorale. Il bicipite non andrei neanche a strecciare anche perché non abbiamo fatto molto, però in linea di massima il bicipite lo possiamo strecciare in questo modo. O con la mano da soli o puntando contro qualcosa. Come prossimo esercizio direi di fare un esercizio per la schiena, per i dorsali che sono gli antagonisti dei pettorali. I bicipiti in realtà li abbiamo fatti all'inizio, però li abbiamo fatti all'inizio perché scaldando le braccia sei un po' più forte su tutti gli esercizi. Quando andiamo a caricare molto però, gli esercizi per le braccia, se facciamo una full body è meglio farli in fondo, se no abbiamo le braccia stanche. Al contrario adesso che non carichiamo troppo,
possiamo farle all'inizio per avere un po' di spinta in più. Per le spalle facciamo questo esercizio che io faccio sempre, cioè teniamo una mano dietro la schiena, un 10 kg direi va bene senza esagerare, facciamo questo. Braccio inclinato. Mi distraggono. Dopo ti meno, Per la schiena l'esercizio che faremo è la lat machine a presa inversa, quindi lavora un pochino anche il bicipite, è più o meno come fare i pull ups, però nei pull ups per l'inclinazione che abbiamo lavora molto di più il bicipite del dorsale, invece in questo caso isoliamo di più il dorsale, quindi il bicipite lavora come aiuto. Quindi facendo la lat machine a presa inversa la prendiamo un pochino più stretta, non larga rispetto alla norma, un po' più stretta, lavorerà il bicipite come muscolo secondario ma appunto il dorsale come muscolo principale. Per i tricipiti facciamo un esercizio, facciamo le spinte verso il basso, facciamo sempre 4 serie come di tutti gli altri esercizi, sempre 4 per 8. Quindi spinte in basso per i tricipiti. Ciao Filippo! Sempre alla multipower in questo caso, ma chiaramente dipende da palestra a palestra, cioè che palestra hanno le macchine. Io adesso sono nella mia palestrina estiva, quindi pronti? Via! Prendiamo giù. Andiamo così. Guarda le facce che fa mentre mi alleno. Oh. Per fare gli addominali, tappetino. Sì, Rosso, che sono intonato. Filippo, saluta i miei amici. Ciao ragazzi. No, gli amici del video. Ciao. Non aveva capito Filippo, grande Filippo, però Filippo è grosso, porca miseria. Fa vedere il bicipite Filippo. Guarda qualche bicipite Filippo, Partiamo con dei crunch normali. Gambe giù, pallina da tennis ipotetica qui, gomiti aperti, 1, 2, facciamo 10, 3 serie di questi da 10. Poi passiamo ai laterali. Facciamo la gamba, mano fino giù, questo 10 volte di qua, 10 volte dall'altra parte. Poi facciamo i bassi, mani sotto al sedere, gambe giù, figura libera. Attenzione, in questo caso tenete sempre gli addominali contratti, non portiamo la schiena. Poi ci fermiamo, facciamo le sforbiciate, ok? Poi la bicicletta e poi la bicicletta inversa, più lentamente se no fanno male le articolazioni. Per finire facciamo l'addominale totale, quindi questo portando su. Poi farò un video specifico dove spiegherò meglio gli addominali, ma per la full body vanno bene questi. Ragazzi, che dire, il nostro allenamento estivo è finito. Saluto tutti e ci vediamo alla prossima. Dopo la palestra, a parte che sono allenato solo io, cosa si fa? Si mangia.